A tutti la buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di martedì 19 agosto. Non corre Funer Mail in questa prima riservata ai 3 anni sul miglio, face to face SBF, Fabian Mail, Fabulous Fee, Flamengo Adri, Furia Light in prima fila, First Lady La Torre, Florenzia Vic, Fligroder Cis, Farway di Poggio, Forza e Onore GPD e Fabiana Stecca in seconda. I favori sono per Ferri di Poggio su face to face. Intanto macchina che accelera. L'errore di face to face e quindi si lancia Numero subito in 2 avanti face to Furia face Light SBF squalificato. dall'esterno, colto ottima Numero 8 partenza. Florenzia Vic Tanto la squalifica anche squalificato. per Florenzia Vic, mentre scatta subito in terza corsia Fairway di Poggio che punta subito dritto. Davanti c'è un outsider, Furia Light, quindi in breve Giampaolo Minucci porta il suo allievo a ridosso di Furia Light, lo attacca dopo 400 metri, lo copre interamente, nonostante una piccola resistenza dell'avversario che poi si lascia sfilare. Fairway di Poggio fila quindi in testa in 500 metri, con un po' di spesa sicuramente, ma ora davanti c'è lui, il favorito. All'esterno si impegna Flamengo Adri, i 600 se ne vanno intanto in 47 e 7. Siamo al passaggio davanti alle tribune con Flamengo Adri che va ad affiancare Fairway di Poggio, un'altra pariglia formata da Furia Light e Freeloader Cis che sta seguendo le mosse di Flamengo Adri. Intanto Fairway di Poggio completa un primo chilometro nell'ordine del 1:16 e 7 ufficioso. Attacca comunque ancora Flamengo Adri, insiste, si avvantaggia a 500 dalla conclusione, mette in difficoltà il favorito e cerca di scendere in corda. A 400 dalla conclusione rientra però Fairway di Poggio, si prepara anche Numero 9 Freeloader Fairway di Cis Poggio con squalificato. coraggio regge l'assalto di Flamengo Adri che era passato a 500 dalla conclusione, ma ora deve subire il ritorno di Fairway di Poggio. Insiste ancora però Flamengo Adri all'interno, Numero 4 si lancia anche il Fabuloso numero 6 FI Furia Light ed è squalificato. Furia Light che a sorpresa viene a vincere su Flamengo Adri. Al testo ancora Fairway di Poggio. Io ho 2, 1 e 9 sul mio cronometro con 29 e 9 a chiudere. Andiamo a rivedere le battute finali, vedete l'attacco di Flamengo Adri a Fairway di Poggio, ma il tutto non fa che avvantaggiare Furia Light che era partito molto bene e poi all'interno si lancia per vincere, sbaglia poi dopo il palo e quindi la vittoria per Furia Light a grossa quota, addirittura 69, praticamente quasi l'estremo outsider del campo, per Carmine Pisquoglio che con Furia Light ottiene un bel primo piano per conto di Pasquale Esposito Senior, per conto del Scuderia Narici Infuocate.